Papa Leone sarà in visita a Lampedusa il prossimo 4 luglio, ad annunciarlo oggi l'arcivescovo Damiano nel corso di una conferenza stampa. Incontro del presidente della regione Renato Schifani con i 3 commissari della DC per un possibile ritorno in giunta degli assessori democristiani. I carabinieri di Licata e Racalmuto arrestano 2 individui per furti negli esercizi pubblici. Arrestata una donna a Ravanusa che doveva scontare una pena di oltre 3 anni. La polizia di Agrigento individua i responsabili di una truffa del falso carabiniere. Quella provinciale sequestra una discarica abusiva a Favara. Mazzette alla motorizzazione di Palermo per false patenti nautiche. La CGIL regionale incontra i vertici dell'assessorato alle infrastrutture per il problema dei collegamenti viari ad Agrigento. Grande successo per il riconoscimento d'Equo a Ravanusa per il Raviolo e il Totomè. Inaugurato l'Atelier multimediale di Pietro D'Asaro e il nuovo ufficio del turismo a Racalmuto. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, giovedì 19 febbraio. Il Santo Padre arriverà prossimamente in visita a Lampedusa il 4 luglio. L'evento è stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa dell'arcivescovo Damiano alla comunità. L'arcivescovo ha anche parlato dell'apertura della Quaresima in preparazione alla Santa Pasqua. Dobbiamo condividere una buona notizia, come già si accennava nell'invito. Molti di voi, tutti penso, ricorderanno il videomessaggio che il 12 settembre, in occasione della presentazione ufficiale della candidatura di Lampedusa a patrimonio immateriale dell'UNESCO, il Santo Padre inviò alla comunità di Lampedusa un videomessaggio. E lì diceva, richiamando innanzitutto la posizione geografica di Lampedusa e Linosa, da sempre fa di voi, rivolgendosi a loro, una volta d'Europa, e riprendendo il saluto che conosciamo diffuso a Lampedusa, nelle Pelagie, Oscià, no? Questo fiato, questo soffio, diceva, e così nel salutarci, oggi a distanza, ma spero presto in presenza di persona, come credenti noi invochiamo gli uni gli altri lo Spirito Santo, il soffio di Dio. Ecco, oggi, in concomitanza con il sindaco di Lampedusa Linosa, possiamo comunicare che quel spero presto di persona si concretizzerà il prossimo 4 luglio. Giorno in cui il Santo Padre sarà a Lampedusa per incontrare la comunità delle Pelagie, pregare con loro e tutti insieme pregare per le innumerevoli vittime che, diceva in quel videomessaggio, dalle profondità del Mare Nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori. Ecco, questo annunzio si incastona all'inizio della Quaresima. Ho colto questo momento e voglio condividere con voi, proprio per segnare il momento in cui ci arriva la notizia e il periodo in cui si svolgerà ormai la prossima visita. Ecco, condividere con voi 2 passaggi di Papa Leone. Uno dal messaggio per la Quaresima, l'altro dall'omelia del mercoledì delle Ceneri, ieri. E con il messaggio per la Quaresima, rifacendosi all'ascolto, il Papa indica
indicava l'ascolto, l'essere insieme, ma in particolare ricollegandoci all'ascolto della parola, e il Papa scriveva: è un Dio coinvolgente che oggi raggiunge anche noi coi pensieri che fanno vibrare il suo cuore. Per questo l'ascolto della parola nella liturgia ci educa a un ascolto più vero della realtà. Tra le molte voci che attraversano la nostra vita personale e sociale, le Sacre Scritture ci rendono capaci di riconoscere quella che sale dalla sofferenza e dalla ingiustizia, perché non resti senza risposta. Entrare in questa disposizione interiore di recettività significa lasciarsi istruire oggi da Dio ad ascoltare come Lui, fino a riconoscere che la condizione dei poveri rappresenta un grido che nella nostra umanità interpella costantemente la nostra vita, la nostra società, i sistemi politici ed economici e non da ultimo anche la Chiesa. E il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Palazzo d'Orleans i 3 nuovi commissari della DC, Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, che hanno preso in mano il partito a fine gennaio. È stato un faccia a faccia cordiale, più di carattere conoscitivo, l'esito del primo confronto, nel corso del quale sarebbe stata sancita una collaborazione leale e proficua non solo per quanto concerne l'attuale legislatura, ma anche per un eventuale futuro, in vista anche delle prossime amministrative che si svolgeranno in primavera ad Agrigento. All'incontro ne seguiranno altri nelle prossime settimane. Nel corso del vertice il presidente Schifani e i commissari non sarebbero entrati nel merito del grande tema sui totonomi per la squadra di governo, ma sarebbero tracciate le prime condizioni. Il rimpasto non sarà dunque imminente e servirà altro tempo per cucire un nuovo abito alla Giunta. Passiamo alla cronaca. I carabinieri di Licata e di Racalmuto hanno arrestato 2 soggetti accusati di rapina a esercizi commerciali del luogo in servizio. 2 operazioni dei carabinieri della provincia sono state condotte, una a Licata, dove i carabinieri della locale stazione, con il supporto della sezione radiomobile del comando compagnia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 51enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di rapina aggravata. L'uomo poco prima si era introdotto in un esercizio commerciale cittadino e sotto la minaccia di una pistola si era fatto consegnare del denaro dal titolare per poi fuggire. Immediatamente avviate le ricerche, i militari di Licata, grazie alla rapida visione dei sistemi di sorveglianza presenti nell'area, sono riusciti in breve tempo a identificare il presunto autore e rintracciarlo nel centro città. Nel corso delle successive verifiche è stata inoltre rinvenuta e sequestrata l'arma utilizzata, risultata una pistola a salve. L'arrestato, dopo le formalità di rito, come disposto dalla Procura di Agrigento, è stato tradotto presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre a Racalmuto i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 56enne censurato, ritenuto responsabile di 2 distinti episodi di furto aggravato ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino. Le indagini, condotte attraverso attività tecniche e riscontri sul territorio, hanno permesso ai militari dell'Arma di Racalmuto di raccogliere elementi ritenuti utili a delineare la presunta responsabilità dell'indagato, consentendo di ricostruire gli episodi avvenuti nella notte. Nel primo caso l'uomo si sarebbe introdotto all'interno di una farmacia, forzando la porta d'ingresso, asportando dalla cassa la somma in contanti di circa 1.100 euro. In un secondo episodio, con la stessa modalità, previa effrazione di una finestra, si sarebbe introdotto nei locali di un panificio, impossessandosi del registratore di cassa contenente 1.000 euro in contanti. La posizione dell'indagato ovviamente non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare l'eventuale effettiva responsabilità.
e la Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio dei comuni della provincia emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di un soggetto originario della provincia di Catania. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di una donna perpetrata con le modalità del falso carabiniere del servizio. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio dei comuni della provincia di Agrigento con prescrizione per non farvi rientro emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento sulla richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un soggetto ordinario della provincia di Catania. L'uomo è stato ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di una donna perpetrata con le modalità del falso carabiniere. In particolare le indagini condotte dagli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile agrigentina, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, è emerso che l'indagato, unitamente a un complice minorenne, ha contattato telefonicamente la donna, qualificandosi falsamente come maresciallo dei carabinieri, inducendole in errore e facendole credere di essere rimasta inconsapevolmente coinvolta in una rapina. I due malviventi si erano poi presentati presso l'abitazione della stessa con il pretesto di dover effettuare ulteriori accertamenti, facendosi consegnare i monili in oro custoditi in casa. L'operazione si inserisce nell'ambito della costante attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai fenomeni che colpiscono soggetti vulnerabili, spesso presi di mira attraverso raggiri e artifici, a tutela della sicurezza e della fiducia dei cittadini. Le indagini della Squadra mobile di Agrigento sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non è stata ancora accertata in via definitiva. Riconosciuto responsabile di più episodi di furto aggravato e continuato in concorso, i carabinieri della sezione di Ravanusa hanno arrestato un 61enne del luogo in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Agrigento. La donna deve scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito è stata accompagnata alla casa circondariale di Agrigento per espiare la condanna. I reati sono stati commessi tra il febbraio del 2011 e il 2018. E dal 18 febbraio al 19 marzo è possibile candidarsi per il concorso allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri, un'opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani tra i 17 e i 26 anni che vogliono mettersi al servizio della collettività. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al prossimo 19 marzo attraverso il sito dei Carabinieri nell'area concorsi. Al concorso potranno partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in grado di conseguirlo nell'anno scolastico 25-26 e che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano compiuto il 17° anno di età e non hanno superato il 26° anno. I vincitori del concorso, ammessi al 16° corso triennale allievi marescialli, frequenteranno un periodo di formazione della durata di 3 anni che prevede lo svolgimento di corsi militari e universitari a indirizzo giuridico-amministrativo presso la Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo una laurea di primo livello. Una volta completato il ciclo di studi, i giovani marescialli ricopriranno incarichi di responsabilità nelle varie organizzazioni e reparti dell'Arma dei Carabinieri del territorio italiano. E nel corso di un controllo sul territorio, la Polizia Provinciale di Agrigento, al comando del tenente colonnello Salvatore Lombardo, ha sequestrato a Favara una discarica abusiva del servizio. Nel corso di un controllo sul territorio, la Polizia Provinciale di Agrigento, al comando del tenente colonnello Salvatore Lombardo, ha sequestrato in territorio di Favara, nei pressi della via Empedocle, un'area privata di circa 1500 metri quadrati nella quale erano stati scaricati abusivamente inerti, i cosiddetti sfabricidi,
ovvero macerie, calcinacci, cemento, resti di mattone e piastrelle derivanti dalle costruzioni, demolizioni o varie ristrutturazioni. Questi materiali, pur non essendo catalogati come pericolosi, sono sempre rifiuti speciali e non possono essere abbandonati o smaltiti secondo le normali procedure ordinarie, bensì conferite a imprese autorizzate allo smaltimento o alle isole ecologiche. La Polizia Provinciale del Libero Consorzio ha successivamente informato l'autorità giudiziaria del sequestro per i provvedimenti del caso. Il controllo costante del territorio da parte della Polizia Provinciale, in genere delle forze dell'ordine, ha portato negli ultimi anni nel nostro territorio al sequestro di numerose discariche abusive, per cui bonifica il Libero Consorzio impegna annualmente somme sempre più cospicue. A Palermo tangenti alla motorizzazione civile per le patenti nautiche, 5 misure cautelari e 46 indagati. Pagare e sorridere con in tasca una nuova patente nautica. Un'inchiesta della Procura di Palermo avrebbe individuato un presunto giro di mazzette alla motorizzazione civile per truccare gli esami e rilasciare i documenti per governare le barche entro 12 miglia dalla costa e per la conversione di patenti militari per guidare macchine. L'inchiesta conta complessivamente 46 indagati, tra cui figurano anche i clienti che avrebbero pagato per ottenere i titoli. Le indagini hanno portato all'emissione di 5 misure cautelari per altrettanti individui. Nello specifico, il giudice ha imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione per un anno dall'impiego pubblico per un funzionario della motorizzazione e per un impiegato, mentre per altri indagati che gestiscono autoscuole e agenzie di disbrigo pratiche sono stati disposti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di esercitare l'attività di impresa per un anno. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa della Polizia Stradale che ha documentato l'esistenza di un vero e proprio prezziario per superare gli esami senza merito. Secondo la ricostruzione dei sostituti procuratori che coordinano le indagini della polizia, sarebbe stato necessario pagare 1.000 euro per ottenere la patente senza problemi. Ai candidati sarebbero state fornite le domande e le risposte dei quiz e in certi casi, secondo l'accusa, i paganti avrebbero ottenuto il documento senza neppure presentarsi all'esame. Le prove schiaccianti sarebbero arrivate dalle telecamere nascoste piazzate dagli investigatori all'interno della struttura. I filmati avrebbero immortalato un ex funzionario mentre contava migliaia di euro in banconote all'interno di un bagno. Poco dopo un altro collega è stato ripreso nello stesso locale con una busta piena di denaro. Nell'inchiesta sarebbero finite anche le pratiche per la conversione di patenti straniere appartenenti a cittadini polacchi, greci, spagnoli, tedeschi, che avrebbero ottenuto il documento per guidare in Italia anche se a monte quello estero sarebbe stato falso. Il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, insieme al segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, hanno incontrato i vertici dell'assessorato regionale alle infrastrutture per affrontare alcune criticità e prospettive del sistema dei collegamenti da e per il territorio agrigentino. Al centro del confronto la richiesta di rendere strutturali e permanenti i treni attivati in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, così da garantire un collegamento stabile ed efficiente tra Agrigento e l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Per la CGIL è una scelta strategica per migliorare l'accessibilità del territorio, sostenere il turismo e ridurre l'isolamento infrastrutturale della provincia di Agrigento. Nel corso dell'incontro i vertici dell'assessorato hanno manifestato disponibilità e assunto impegni per la valutazione delle soluzioni necessarie. La CGIL ha inoltre segnalato all'assessorato regionale la inadeguatezza del servizio di trasporto su gomma sulla tratta Agrigento-Aeroporto di Catania, gestita dalla SAES Trasporti. In particolare la CGIL ha evidenziato i disagi legati alla mancanza del servizio igienico a bordo, elemento ritenuto essenziale considerata la durata del viaggio. Su questo punto l'assessorato si è impegnato a richiedere chiarimenti alla SAES che gestisce il servizio. La CGIL, nel prendere atto degli impegni assunti, vigilerà con attenzione affinché le dichiarazioni seguano atti concreti, monitorando l'evoluzione delle misure annunciate e sollecitando tempi certi per la loro attuazione.
A Ravanusa ha festeggiato con la raviola e il totomè l'assegnazione della DECO, un riconoscimento dei custodi dell'eccellenza della comunità ravanusana. L'evento, ricordiamo, è stato presentato qualche giorno fa alla stampa e inserito nelle manifestazioni del 38° Carnevale storico di Ravanusa. Il servizio dei colleghi di Licata. Io sono molto contenta di essere qui oggi e di essere riuscita a dare anche un notevole contributo economico. Oggi c'è il riconoscimento di custodi dell'eccellenza, l'eccellenza della comunità ravanusana, che passa per due prodotti tipici che la identificano, la raviola e il totomè. Una comunità che guarda alle proprie radici, alle proprie tradizioni, ma lo fa con una prospettiva futura di sviluppo del locale, del territorio, di valorizzazione del nostro patrimonio materiale e immateriale. Questa dell'audizione pubblica è l'avvio di un percorso che mira a valorizzare le risorse materiali e immateriali del territorio di Ravanusa. Sono stato onorato da tutti i pasticceri della Sicilia, sia pasticchef e anche i cuochi. Veramente hanno portato una testimonianza alla raviola, la raviola unica e sola. L'attribuzione della certificazione DECO alla raviola è stato un successo. Ravanusa ringrazia, io ringrazio i miei amici e tutti i componenti delle associazioni. La nostra presenza fa parte di un progetto più ampio che ci vede coinvolti già da un paio d'anni con l'amministrazione comunale per lavorare su progetti che vanno dai marchi turistici a redesign di stemmi e tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione visiva di questo territorio. Due dolci che nascono in casa, che nascono dalle mani delle donne, ma che diventano nel corso del tempo, da generazione in generazione, diventano patrimonio di una comunità e che oggi diventano un prodotto anche capace di attirare visitatori, capace di attirare turisti, capace di attirare gastronauti e quindi di produrre ricchezza, occupazione, sviluppo per il territorio, per le future generazioni, affinché i ragazzi di Ravanusa possano restare qui anziché andare via. Hanno raggiunto questo bellissimo obiettivo di portare questa specialità di Tetuel per quanto riguarda anche la raviola tipica della zona di Ravanusa come presidio delle DECO a livello nazionale. Il comune di Racalmuto ha inaugurato l'atelier multimediale Pietro D'Asaro e il nuovo ufficio del turismo all'interno dei locali ristrutturati del Castello Chiaramontano. L'iniziativa punta a valorizzare l'identità culturale e artistica della comunità racalmutese attraverso un percorso innovativo dedicato al celebre pittore di Racalmuto. A promuovere l'inaugurazione è stata l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Buongiorno, alla presenza delle principali autorità militari e istituzionali della provincia, il prefetto Salvatore Caccamo, il questore Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio e il comandante della Guardia di Finanza Gabriele Baron. Le interviste di Nicola Giangreco. Io sono molto contenta di essere qui oggi e di essere riuscita a dare anche un notevole contributo economico. Oggi c'è il riconoscimento di custodi dell'eccellenza, l'eccellenza della comunità ravanusana, che passa per due prodotti tipici che la identificano, la raviola e il totomè. Una comunità che guarda alle proprie radici, alle proprie tradizioni, ma lo fa con una prospettiva futura di sviluppo del locale, del territorio, di valorizzazione del nostro patrimonio materiale e immateriale. Questa dell'audizione pubblica è l'avvio di un percorso che mira a valorizzare le risorse materiali e immateriali del territorio di Ravanusa. Sono stato onorato da tutti i pasticceri della Sicilia, sia pasticchef e anche i cuochi. Veramente hanno portato una testimonianza alla raviola, la raviola unica e sola. L'attribuzione della certificazione DECO alla raviola è stato un successo.
Ravanusa ringrazia, io ringrazio i miei amici e tutti i componenti delle associazioni. La nostra presenza fa parte di un progetto più ampio che ci vede coinvolti già da un paio d'anni con l'amministrazione comunale per appunto lavorare su progetti che vanno dai marchi turistici a redesign di stemmi e tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione visiva di questo territorio. Due dolci che nascono in casa, che nascono dalle mani delle donne, ma che diventano nel corso del tempo, da generazione in generazione, diventano patrimonio di una comunità e che oggi diventano un prodotto anche capace di attirare visitatori, capace di attirare turisti, capace di attirare gastronauti e quindi di produrre ricchezza, occupazione, sviluppo per il territorio, per le future generazioni, affinché i ragazzi di Ravanusa possano restare qui anziché andare via. Hanno raggiunto questo bellissimo obiettivo di portare questa specialità di Tetuel per quanto riguarda anche la raviola tipica della zona di Ravanusa come presidio delle Deco a livello nazionale. Presentato a Palermo a Palazzo Steri il progetto Maestri, l'obiettivo quello di sviluppare un modello in grado di descrivere e simulare la dinamica delle microplastiche in mare, al centro dello studio ovviamente il Mar Mediterraneo, i colleghi di Palermo. Le plastiche, le microplastiche restano un vero e proprio cancro per i nostri mari, un fenomeno sempre più diffuso che colpisce in modo irreversibile l'ambiente e contestualmente mina la salute umana. Nel contesto della prevenzione e della conoscenza prende forma il progetto Maestri, presentato stamattina all'Università degli Studi di Palermo. Il nostro progetto nasce da un'idea, quella di riuscire ad avere consapevolezza di quelli che saranno nei prossimi decenni gli hotspot nel Mediterraneo che accumuleranno sempre di più una quantità di microplastiche che oggi comincia ad essere un problema rilevante per la popolazione che vive all'interno di quello che è il bacino del Mediterraneo. L'idea nasce da un'osservazione molto semplice. Il bacino del Mediterraneo è il mare più inquinato al mondo per la presenza di microplastiche. Noi abbiamo il 7% delle microplastiche che è concentrata nell'1% di tutta quella che è la massa d'acqua che esiste sul nostro pianeta. Questo fa sì che questa concentrazione così elevata di microplastiche entra all'interno di quella che è la catena alimentare, anche nostra, perché i pesci che vivono all'interno di questo sistema ingeriscono le microplastiche poi vengono trasferite attraverso l'alimentazione all'uomo. Come è messa la Sicilia? La Sicilia è all'interno del Mediterraneo e vuol dire che la Sicilia è esattamente uno dei nodi centrali all'interno di quello che è il problema che stiamo affrontando, sia perché in qualche modo le onde, le correnti e soprattutto le correnti che distribuiscono queste microplastiche ruotano anche intorno alla Sicilia, creando degli hotspot di microplastiche che purtroppo sono al centro di quello che è un problema che noi dobbiamo adesso fronteggiare. Stiamo utilizzando dei droni di ultima generazione che abbiamo acquistato proprio grazie ai finanziamenti del progetto e anche altri strumenti, tipo uno strumento che viene chiamato multispettrale, che tramite la risposta spettrale delle immagini mostra l'eventuale presenza di plastico, microplastico, anche macroplastico ovviamente, in questi sedimenti sabbiosi. Questo poi sono delle mappe che noi forniamo a tutti gli altri partecipanti al progetto, siamo 6 unità ovviamente, e loro poi vanno ad approfondire, entrano in campo gli ingegneri idraulici, biologi, microbiologi e tutti gli altri che poi faranno le analisi precise su questo materiale che noi gli forniremo. È un progetto del programma Interreg di cooperazione trasfrontaliera Italia-Malta 2021-2027, è uno dei più importanti progetti che sono stati finora finanziati a valere sul primo bando. È un progetto importante, 1,6 milioni. La cosa molto particolare e anche bella di questo progetto è che coinvolge tutte e 3 le università pubbliche della Sicilia, oltre ovviamente al partenariato con l'Università di Malta, il CNR italiano, un dipartimento del Ministero di Malta. Quindi è un progetto non solo di ricerca ma anche e soprattutto di attività importanti per contrastare
contrastare l'insidiosissimo accumulo di microplastiche nel Mediterraneo. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona giornata.